Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Zico velocissimo, ma subisce però il rientro da parte di Vento del Pino, che si installa così al comando. Zico all'esterno, cerca di trovare una posizione alla corda. Dopo i primi 200 metri non c'è il posto però, perché se era sotto Tiberix, Zico rimane così al largo, mentre davanti c'è Vento del Pino dopo i primi 200 metri in 15,4. Vento del Pino leader, Zico all'esterno di Tiberix, un'altra pariglia formata da Really DL alla corda e al largo Boys Going In. Primi 400 metri in 30,5, Michela Rossi guida con Vento del Pino, in seconda posizione si mantiene Tiberix, all'esterno invece si è adeguato Zico, al largo anche Boys Going In e Urani Matto, più indietro lungo la corda in quarta posizione c'è Arta Terme Jet, via via tutti gli altri con Velvet Lux in penultima posizione. Intanto cavalli che completano il primo giro di gara in 1-2,5 e Vento del Pino continua a guidare la corsa nei confronti di Tiberix, Zico per corsie esterne che si trascina Boys Going In, poi Really DL, ancora Arta Terme Jet e via via gli altri nelle identiche posizioni, con Urani Matto in terza pariglia esterna. Se ne va il chilometro iniziale, 1,19 per chi comanda, vale a dire Vento del Pino e Michela Rossi. All'esterno Zico, si trascina Boys Going In, quindi anche Urani Matto e poi Vaclav Lux, cavalli all'attacco della penultima piegata. Mancano 700 metri alla conclusione, con leader sempre Vento del Pino, Zico per corsie esterne, Boys Going In che cerca di anticipare ora Urani Matto che scatta all'esterno, ma intanto anche Zico sta attaccando deciso Vento del Pino che appare in difficoltà, sta passando Zico ma è ora sotto l'attacco di Boys Going In, i due cavalli si distaccano, Zico e Boys Going In alle prese al completamento della piegata, insiste Boys Going In ma Zico replica, ultimi 160 metri di gara con Zico lungo la corda, Boys Going In che insiste, Zico e Boys Going In alle prese, Zico e Boys Going In, arrivo serrato fra i due sul traguardo, è difficilissimo separare i due, mentre al terzo posto dovrebbe essere ancora Vento del Pino. Andiamo a rivedere questo arrivo davvero entusiasmante fra i gentleman. Matteo Zaccherini all'interno e all'esterno Alessandra Devidè. Arrivo davvero strettissimo, proprio una foto brutta da decifrare. La nostra impressione, ma molto soggettiva, è che Zico forse riesca ancora a mantenere qualcosa, ma vediamo. Difficilissimo sbilanciarsi. Arrivo stretto e fotografia davvero indecifrabile per questa finalissima, davvero molto molto bella fra Zico e Boys Going In, che onorano così il finale del trofeo Gentleman for Life. Zico all'esterno, Boys Going in schiena, poi Zico si libera di Vento del Pino, subisce l'attacco di Boys Going In e i due finiscono praticamente sulla stessa linea sul traguardo. Foto difficilissima da decifrare.